Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Alle principali notizie, Niscemi finalmente con il sole prova a ripartire. Domani scuole aperte e psicologi nelle classi. In diretta tra poco l'annuncio del sindaco Conti. E dopo il nuovo crollo di ieri, testimonianze e progetti di chi ha perso casa e lavoro ma non si arrende. L'Etna nella bufera dopo il caos di ieri con le auto bloccate per ore a Piano Provenzana, anche oggi situazione critica in quota, impianti sciistici aperti e subito chiusi per il forte vento e le nevicate abbondanti. Ancora un mistero, la morte dei 3 cacciatori nel Messinese. Dai primi risultati delle autopsie sembrano escluse le ipotesi del suicidio e dell'incidente di caccia. A Catania un automobilista non si ferma all'alto, fugge per le strade del centro e investe un poliziotto. Arrestato, l'agente ha riportato ferite non gravi. La folle corsa partita dalla centralissima Piazza Europa. A Licata, storico traguardo per la nautica, consegnata la prima patente che permette ai ragazzi di 16 anni di condurre un'imbarcazione. Per Sant'Agata, nuova iniziativa di Sicilia Web e delle nostre reti TV, un podcast a teatro con 10 ospiti che testimonieranno dal vivo i loro punti fermi necessari per riuscire al Gatto Blu di Catania martedì alle 17. Calcio, il Catania ha sconfitto 3-1 a Potenza dal Sorrento, autocritica sul deficit di rendimento in trasferta. Bentrovati, le ultime notizie e testimonianze da Niscemi in diretta con Gerry Italia. A te Gerry. Sì, siamo qui dalla piazza centrale di Niscemi, una piazza di Niscemi finalmente baciata dal sole dopo 48 ore ininterrotte di pioggia, 48 ore di pioggia che hanno portato tra l'altro purtroppo a un crollo notevole, una palazzina di 3 piani, quella proprio sul costone, che si affacciava sul costone ieri sera, è venuta giù. Sono stati intanto avviati i primi controlli grazie anche al bel tempo di oggi. Oggi i tecnici hanno potuto monitorare la frana, una frana che però sembra essersi momentaneamente bloccata. Ecco perché è stato annunciato comunque che la zona rossa resterà a 150 metri e non verrà ampliata. Una buona notizia, tra l'altro alle immagini stiamo vedendo uno dei simboli di questa frana, che è l'altare che era stato eretto nel quartiere Sante Croci proprio in memoria di quella frana del 97. Ebbene, quella croce, che era la croce della chiesa del quartiere, è rimasta intatta e non ha avuto nessun cedimento, e questo diciamo è diventato uno dei simboli di resistenza di Niscemi che prova lentamente a rialzarsi. Stamattina la piazza si è riempita perché molta gente è venuta qui per partecipare alla messa proprio al Duomo alle mie spalle. Tra le buone notizie c'è quella della riapertura delle scuole. Riaprono le scuole domani mattina, lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Conti. Sono 3 i plessi che restano in zona rossa e restano chiusi, mentre tutti gli altri plessi riapriranno e accoglieranno naturalmente anche i bambini dei plessi che rimarranno chiusi. Vedete ancora alle mie spalle i mezzi dei vigili del fuoco che stanno tornando dall'ennesimo sopralluogo in zona rossa. Ma sentiamo cosa ci ha detto il sindaco Massimiliano Conti proprio a proposito della riapertura delle scuole. Domani mattina riapriranno le attività didattiche, rimarranno chiuse 3 scuole, un grande lavoro per riposizionare tante classi e verificheremo se c'è l'assistenza psicologica, c'è tanta attenzione soprattutto per i nostri bambini, per le insegnanti, e dobbiamo ripartire. Nelle immagini che stavate vedendo avete visto il sindaco Massimiliano Conti che si è recato di persona al Pala Don Bosco, dove da giorni arrivano aiuti da tutti
da tutte le province siciliane, aiuti alimentari, aiuti di ogni tipo che vengono dati agli sfollati. Il sindaco proprio questa mattina ha voluto ringraziare tutte le persone che si stanno prodigando per la popolazione niscemese. Continuano anche le visite istituzionali. Questa mattina è arrivato Cateno De Luca, che al Museo Civico ha incontrato sia il sindaco che una delegazione di sfollati. Cateno De Luca ha parlato del fatto che i soldi per la ricostruzione ci sono, basta andarli a prendere, sono i fondi per lo sviluppo e la coesione che, dice Cateno De Luca, sono bloccati dalla burocrazia e da progetti irrealizzabili. Quei fondi, 4 miliardi, invece potrebbero essere stornati immediatamente e per le popolazioni danneggiate dal ciclone Harry e soprattutto appunto per le popolazioni danneggiate qui a Niscemi dalla frana. I danni sono tanti, qui in zona rossa i danni sono tanti, si cerca una sistemazione per i tanti sfollati. La buona notizia è che il capo della protezione civile siciliano ha firmato l'ordinanza che stoppa le rate dei mutui per quei cittadini che hanno subito danni alle loro case e quindi sono stati costretti a lasciare le proprie case, ma anche per le attività imprenditoriali. C'è anche un problema affitti che sta nascendo, perché stamattina, insomma, parlando con un po' di persone, ci parlavano di una impennata dei prezzi degli affitti delle case sfitte che ci sono qui a Niscemi. Addirittura si arriva a chiedere per un piccolo appartamento anche 2.000 euro al mese. Le persone che, diciamo, stanno cercando casa dicono si tratta di un vero e proprio sciacallaggio, bisogna controllare. Proprio a questo proposito l'amministrazione comunale sta facendo una ricognizione delle case sfitte, sono circa 450, si cercherà di fare un piano affitti calmierato proprio per gli sfollati. Danni ovviamente ce ne sono tanti anche per gli imprenditori, sono tantissime le attività che ricadono in zona rossa e che non possono più lavorare, gli agricoltori che non riescono a raggiungere le campagne. Anche qui una piccola buona notizia: l'SP10 e l'SP12 sono state riaperte con dei bypass grazie all'intervento del Genio Guastatori e della Brigata Ossa, e quindi saranno a breve percorribili, ma si calcolano già 200 milioni di danno per gli agricoltori. E poi ci sono gli imprenditori, quelli che avevano aperto un'attività in zona rossa e che sono costretti a chiuderla e non sanno quando riapriranno. C'è una storia particolare che abbiamo raccolto, che è quella di un pastificio aperto da pochissimo nel 2025, che dopo appena 3 mesi dall'apertura ha dovuto chiudere e non sa quando riaprirà. Una storia che ci ha raccontato Luca Ciliberti, vediamola. Dove siamo qui? Qui siamo al nostro punto vendita. Qui fino a qualche giorno fa questo banco era pieno di pasta fresca, le persone entravano, sceglievano il tipo di pasta, la zona di produzione. Perché questi sono piena di pasta. I frigoriferi spenti, no? Ovviamente. Anche, sì. La vita si ferma di questo pastificio il 24 gennaio. Piange il cuore perché oltre a tutto quello che le persone hanno perso, perché hanno perso una casa, noi oggi qui abbiamo perso un'attività e speriamo di non perdere il nostro futuro. Questo è un pastificio nuovissimo. Quando è stato realizzato? È stato inaugurato il 19 ottobre 2025. Nessuno poteva mai immaginare di doverlo chiudere qualche mese dopo. Quest'area ha 400 anni, questo mulino viveva nell'era di Vittorio Emanuele ed è stato ripreso da quelle macerie, è stato riedificato. Adesso dovrete svuotarlo questo posto. Sì, il problema non è svuotarlo, il problema è mandare a casa 13 famiglie che lavorano qua, che adesso metteremo sotto cassa integrazione, perciò diventerebbe un problema anche per 13 famiglie come vivere. Si sono messi tutti a disposizione, sì, ma dopo che si spendono i riflettori? Storie come quella del pastificio ce ne sono tantissime, perché sono tante le attività veramente chiuse in zona rossa, ma diciamo, le storie più belle sono quelle legate al quartiere Sante Croci, le storie più drammatiche. Un quartiere che visse la frana del 97, che vide crollare e inghiottire dal terreno la chiesa che era simbolo del quartiere, e che adesso sembra che non possa più rinascere, perché proprio quel quartiere sul Costone, sulla soglia del Costone, già è stato detto chiaramente dai tecnici, difficilmente, anzi quasi impossibile che si possa rientrare in quelle case. Stamattina abbiamo incontrato Peppe
Peppe Maida, che è un attivista niscemese noto per le sue battaglie per i diritti civili, che questa mattina ha fatto un gesto eclatante, ha portato in piazza i pezzi dell'altare della chiesa delle Sante Croci, li ha portate qui in piazza dopo averle recuperate nel 97, lancia un appello all'identità e alla tradizione di quel quartiere, chiede che venga ricostruito interamente il quartiere Sante Croci a partire proprio dalla sua chiesa, che era il simbolo, che adesso rimane con la croce che è rimasta in piedi lì sulla soglia della frana. Chiede, l'appello che lancia è proprio quello che venga ricostruito da un'altra parte ovviamente, ma esattamente storicamente come era all'inizio. Sentiamo cosa ci ha detto Peppe Maida. Faccio un appello alle autorità competenti se ci sono i fondi, di riproporre, di realizzare la chiesa come punto centrale del quartiere e le case vicine di tutti coloro che sono stati sfollati e hanno perso la casa, per ridare speranza a questa gente, invece di delocalizzare in modo diverso, riproporre il quartiere integralmente di Sante Croci. Grazie a Gerri Italia in diretta da Niscemi. Altro territorio fragile in Sicilia, c'è stato uno smottamento improvviso a Ritiro, alla periferia di Messina, lo vedete, e lì piove da 48 ore e 2 famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni in tutta fretta senza per fortuna subire danni. Il fronte della frana, che è lungo la strada comunale che porta a San Michele, ha investito una palazzina di 2 piani che un tempo ospitava anche un panificio. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno dichiarato l'area anche qui zona rossa e sempre per le forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del Castello di Carini, nel Palermitano. Una bufera sull'Etna costringe alla chiusura gli impianti sciistici aperti soltanto da ieri a Piano Provenzana. Sul versante nord di Linguaglossa, sulla Mare Neve, preso d'assalto nel fine settimana, si registrano diversi incidenti a causa dell'imprudenza e del ghiaccio sull'asfalto. Luca Ciliberti. Etna nella bufera. Dopo il caos registrato ieri con auto bloccate per ore a Piano Provenzana, anche oggi la situazione in quota appare critica. Il vulcano è infatti raggiungibile a causa delle condizioni meteo avverse con un forte vento e neve abbondante. Il comune di Linguaglossa ha emesso un'ordinanza di chiusura della via Provenzana valida fino al completo ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza. Su Facebook anche la società Etna Star, che gestisce gli impianti, con un post ha avvisato che non è possibile raggiungere la stazione di Piano Provenzana. La stagione sciistica, appena inaugurata, dunque, è costretta subito a uno stop a causa del maltempo. Eppure la prima parte della giornata di sabato lasciava intendere che tutto stava andando per il verso giusto. Dopo mezzogiorno, invece, a causa di una forte nevicata, sciatori e avventori che avevano preso d'assalto la stazione sciistica, tanti in concomitanza del fine settimana, sono stati costretti a tornare indietro, intasando l'unica via d'uscita, in qualche caso causando anche incidenti. Traffico bloccato poi ha reso impossibile anche l'intervento degli spazzaneve. Il risultato: automobilisti costretti in auto per ore, in alcuni casi rischiando anche problemi di salute per il brusco abbassamento delle temperature, e forze dell'ordine costrette agli straordinari. Anche stamattina Forestale e Fiamme Gialle hanno cercato di limitare gli accessi a bassa quota e a disincentivare gli avventori della domenica. Il mistero della morte dei 3 cacciatori a Montagna Reale nel Missinese. Dai primi risultati dell'autopsia sembrano escluse le ipotesi del suicidio e dell'incidente di caccia. Emanuela Corsi. Cos'è accaduto ai cacciatori di Montagna Reale e chi li ha uccisi? La morte dell'82enne Antonio Gatani e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, è ancora un mistero. Dall'esame autoptico eseguito ieri al Papardo di Messina, nessuna delle ferite d'arma da fuoco sarebbe compatibile con un suicidio né con un incidente. Tutte e 3 le vittime infatti sono state colpite frontalmente, al torace, all'addome e su un fianco, nessuno alle spalle. Uno dei colpi sarebbe stato anche sparato da vicino. E allora chi
chi c'era lo scorso 28 gennaio in Contrada Caristia, sui Nebrodi settentrionali del Messinese, dove sono stati trovati i corpi, e soprattutto perché il cane di Gatani, l'anziano del gruppo, è rimasto in auto e non era col suo padrone durante la battuta di caccia. Proprio dal collare del fido amico, che aveva un trasmettitore GPS, potrebbero arrivare elementi utili agli investigatori sugli ultimi spostamenti di una delle 3 vittime. Quella mattina con Gatani c'era anche un quarto uomo, un amico di battute, sentito per ore dai carabinieri. L'uomo avrebbe raccontato di essere andato a prenderlo quella mattina attorno alle 6, scegliendo però di andare con 2 auto. Poi sono passati dalla campagna di Gatani per prendere il cane e dopo un caffè al bar si sono diretti in Contrada Caristia, una zona di caccia per loro inusuale. Un racconto dove ancora ci sono molti punti oscuri e soprattutto che fine ha fatto poi quest'uomo durante il delitto. Dagli esami balistici e dalla comparazione tra i proiettili e i fucili trovati accanto ai corpi potrebbero arrivare risposte certe sulla presenza di un assassino se uno dei proiettili non dovesse corrispondere alle armi sequestrate. Un altro cacciatore, un uomo di 52 anni, è rimasto incidentalmente ferito a una spalla durante una battuta a San Giuseppe Jato, vicino a Palermo. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale civico di Palermo. A Catania adesso, dove un automobilista non si ferma all'alto, fugge per le strade del centro e investe un poliziotto. Tonino De Manna. Non si ferma all'alt, scappa a tutta velocità in pieno centro, danneggia alcune auto in sosta, rischia di travolgere alcuni passanti e infine investe un poliziotto sceso dall'auto di servizio per bloccarlo. Protagonista un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La folle corsa inizia nella centralissima Piazza Europa quando l'automobilista spericolato, poi risultato senza patente perché mai conseguita ed assicurazione, forza il posto di blocco dandosi alla fuga. È a quel punto che la volante si mette all'inseguimento e nel tentativo di scongiurare pericoli per gli altri automobilisti chiede il supporto di altre pattuglie. Una di queste arriva in via Gabriello Carnazza e si mette di traverso per sbarrare la strada cercando di impedire il passaggio. Uno dei poliziotti scende dall'auto e viene travolto, riportando feriti alle gambe, guaribili in 15 giorni. L'altro collega invece riesce a bloccare il fuggitivo. Per lui l'ultima corsa è in questura ed infine nel carcere di Piazza Lanza. Intimidazione ad Avola, nel Siracusano. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti a un negozio di elettrodomestici. Lo scoppio ha danneggiato la saracinesca e 2 automobili parcheggiate vicino. I residenti, svegliati dal botto, hanno chiamato polizia e carabinieri. Ferma la condanna della sindaca di Avola, Cannata. A Palermo il questore ha disposto la chiusura per 7 giorni di uno dei locali della Movida, dove lo scorso settembre una turista è stata violentata nei bagni. La squadra mobile che ha ascoltato la donna indaga sullo stupro per identificare l'aggressore. Un altro provvedimento di chiusura per 2 settimane ha raggiunto una discoteca sempre a Palermo, dove a fine anno si sono verificate 2 risse. A Licata, storico traguardo per la nautica, consegnata la prima patente che permette ai ragazzi di 16 anni di condurre un'imbarcazione in mare. Davide Sardo. Un passo storico per la nautica italiana. A Licata, in provincia di Agrigento, viene consegnata la prima patente D1, il titolo che apre il mare ai giovani di soli 16 anni. Una vera rivoluzione per le nuove generazioni. Il candidato ha completato il percorso formativo iniziato a dicembre, conquistando un traguardo finora inesplorato. La patente D1 consente di guidare natanti fino a 10 metri con motori tra i 30 e 85 kW, esclusivamente di giorno ed entro 6 miglia dalla costa. Il corso è pensato per essere sicuro e accessibile, comprende lezioni teoriche e si conclude con un quiz finale senza la necessità dell'esame pratico in mare. E permette di guidare moto d'acqua, che è una cosa molto ricercata solitamente, e imbarcazioni anche fino a 12 metri di lunghezza. I minorenni fino a 10 metri, poi però una volta raggiunta la maggiore età possono anche condurre imbarcazioni fino a 12 metri. Fino a 115 cavalli e 6 miglia dalla costa, quindi mi sembra una buona opportunità
soprattutto per avvicinare al diporto nautico. Come tu sai, insomma, io sono un appassionato e penso che sia veramente un'attività che in qualche modo ti mette a contatto con la natura. Con questa prima patente la nautica italiana guarda al futuro, formazione sicura, accessibile e giovani sempre più protagonisti al timone. Il mare è pronto ad accoglierli e i giovani possono finalmente salpare con consapevolezza e libertà. A Catania un nuovo racconto alla vigilia di Sant'Agata prende forma con Punto Agata, un dialogo in stile podcast a teatro al Gatto Blu martedì pomeriggio. È promosso da Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web. Sul palco 10 ospiti racconteranno dal vivo il punto fermo che li ha guidati nel loro percorso. Eva Spampinato. Ci avviciniamo alla festa di Sant'Agata e quest'anno Antenna Sicilia, Telecolor e il sito Sicilia Web scelgono di raccontarla con uno sguardo nuovo, capace di parlare ai giovani ma non solo. Un progetto del social team che nasce da una riflessione profonda sui valori della Santa Patrona di Catania, figura che va oltre il simbolo religioso e si fa sorprendentemente contemporanea. Da qui nasce Punto Agata, un talk di 3 ore a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. 10 ospiti con la formula del podcast dal vivo si alterneranno parlando delle proprie storie con Giovanni Sant'Angelo, accompagnato da Giulia Tipo, per raccontare il loro punto fermo, ciò che li ha guidati lungo il percorso verso l'affermazione. Un confronto che attraversa mondi diversi, dal marketing al business, dalla musica alla fama sui social, per un parterre di ospiti giovani e di successo che esploreranno l'importanza di avere dei punti fermi, come il messaggio di coerenza lasciato da Sant'Agata. L'appuntamento è per il 3 febbraio alle 17 al Gatto Blu. I posti sono limitati. Sulle nostre pagine social potrete trovare il link per prenotare i biglietti. Durante i giorni della festa di Sant'Agata, tariffe agevolate per gli spostamenti con i taxi nel centro storico di Catania. L'iniziativa è dell'amministrazione trentina ed è già attiva da oggi fino al 12 di questo mese. Per chi vorrà usufruire del taxi, la tariffa a costo fisso è di 10 euro per percorsi da qualsiasi zona del comune di Catania verso il centro storico, dalle 10 alle 20 fino a 4 passeggeri. Questa iniziativa, assicurano dal comune, sarà riproposta anche durante altri periodi festivi. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la pesante sconfitta per il Catania e le ultime di mercato del Palermo. State con noi. Dopo la sconfitta di Potenza con il Sorrento, il Catania si interroga sulla differenza di rendimento fra le partite interne e quelle esterne. L'inviato Marco Carli. La terza sconfitta stagionale, il 3-1 subito a Potenza dal Sorrento, fa riemergere in casa Catania il deficit di rendimento fra le gare interne e quelle lontano dal Massimino. 12 partite giocate e solo 4 vittorie, 14 gol fatti e 14 subiti. Il rendimento esterno etneo non è all'altezza di una squadra che deve vincere il campionato. La dobbiamo invertire in tutti i modi, da qui alla fine del campionato, se vogliamo rimanere attaccato al primo posto. Il tema della partita non è solo questo, perché il Catania parte forte in tutti i sensi. Il suo attaccante segna su assist del solito imprendibile Lunetta. Sembra tutto in discesa, invece il motore si inceppa e poi si ferma. A destra il Catania subisce il 2008 Esposito e Crecco. Carnielutti e Raimo vanno in affanno, il centrocampo non regge, davanti non si crea più nulla. Il Sorrento incredibilmente diventa padrone. Prima segna il pari con Sabatani, solo in area, e poi raddoppia con Crecco. Anche le scelte iniziali fanno discutere. Per quanto riguarda Carnielutti, Mario non aveva i 90 minuti, Pieraccini c'aveva il tutore, quindi lo limitava. Allegretto è adattato in quel ruolo, l'unico giocatore che poteva essere pronto a ricoprire quel ruolo era Carnielutti. Si poteva fare meglio, ma non solo da quella parte, anche in mezzo al campo, anche davanti. L'altro dato è la reazione totalmente assente nonostante le 2 punte di peso, più Bruzzaniti e D'Ausilio. Il Sorrento addirittura triplica e il Catania riflette. Ha sempre saputo rialzarsi, ma, come dice Toscano, di errori adesso non bisogna commetterne più. Il Palermo, grazie alla vittoria di Bari, resta in scia promozione diretta. Rosanero in serie positiva da 10 gare sul mercato, ore decisive per Jonsen. Marco Gullà.
La vittoria di Bari ha permesso al Palermo di rosicchiare 2 punti al Frosinone e rimanere comunque in scia Venezia, nuova capolista del campionato dopo la vittoria di ieri con la Carrarese. Al San Nicola i rosanero hanno fornito una prova di forza, ma per provare a rientrare in zona promozione diretta occorre non abbassare la guardia e continuare a fare punti. Nota positiva della trasferta pugliese anche il ritorno al gol di Jérémy Ledouaron. Belle victoire, un match sérieux. Avec 3 buts et 0 but encaissé, donc un clean sheet, ça fait toujours plaisir pour la défense. Et offensivement, on a réussi à marquer nos occasions, donc très content de la victoire. Il Palermo ha il suo punto di forza nella difesa, la migliore del torneo, porta inviolata da 3 gare. Inoltre i rosanero nelle ultime 10 partite hanno subito solamente 5 gol, un dato che certifica l'ottimo stato di salute dei siciliani che sabato al Barbera affronteranno l'Empoli. Mercato, ultime ore per la definizione di Dennis Jonsen della Cremonese. Osti proverà l'assalto decisivo prima del fotofinish. Con la Sampdoria potrebbe andare in porto anche lo scambio di Achité De Paoli. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ancora buona domenica, appuntamento alle 20 per altre notizie.